E ora cambiamo pagina, anzi apriamo una pagina dedicata al turismo, andiamo a scoprire l'avvio della stagione invernale. Quote innevate, temperature rigide, arriva puntuale l'inverno nelle montagne venete. In testa alle classifiche tra le più belle montagne del mondo, le Dolomiti danno ufficialmente il via in queste ore alla stagione invernale. Comprensori sciistici, alberghi, baite e rifugi, tutto pronto per accogliere visitatori e turisti. Un'attenzione sempre più internazionale, infatti, nei quasi 4 milioni di sciatori che hanno affollato le piste nella passata stagione, il 50% era italiano, oltre il 20% tedesco, il resto diviso tra Polonia, Repubblica Ceca, Croazia, ma anche Regno Unito, in forte crescita le presenze degli statunitensi. Un'industria, quella turistica, che nei primi 9 mesi del 2023, secondo i dati forniti dall'Ufficio di Statistica regionale, ha registrato un numero di soggiorni in crescita rispetto allo stesso periodo pre-Covid, con circa 17,4 milioni di arrivi, ovvero il più 3,6%, e oltre 63 milioni di presenze, ovvero il più 0,4%. Dati più che incoraggianti, quindi, che evidenziano l'importanza di rafforzare la qualità dell'offerta veneta sostenendo imprese e destinazioni con i fondi FESR. E se Belluno con Cortina d'Ampezzo e le vicine mete vive un inverno vivace, non è da meno la provincia di Vicenza e quella di Verona, con impianti di risalita più vicini alla pianura e panorami incantevoli dall'altopiano di Asiago ai monti Lessini. In Veneto quindi non mancano le attività e ce ne sono per tutti i gusti, a cominciare dallo sci, discesa a fondo, alpinismo e poi snowboard, escursioni con le ciaspole e arrampicata su ghiaccio. Una stagione da vivere a pieno ritmo e che ha tutte le prospettive per far diventare l'anno 2023 come un nuovo benchmark di riferimento in campo turistico.